turisti a Venezia per il Carnevale. Alle 16 i visitatori erano oltre 60.000, parcheggi completi, calli piene, code ovunque. Buonasera a tutti voi, benvenuti a questa edizione di TG Venezia. Grande festa a Venezia per il Carnevale questo pomeriggio. Gli arrivi intorno alle 16 erano già oltre 65.000. E allora vi mostriamo tutte le immagini di questo sabato di Carnevale. Sabato pomeriggio, ecco come si presenta Piazza San Marco. Il Carnevale di Venezia è un evento unico, è da vivere perché è entusiasmante, è un qualcosa che ci dà la gioia di vivere. Fino alle 16 la centrale operativa della Polizia Municipale ha calcolato circa 51.000 persone giunte a Venezia per il Carnevale. L'anno scorso furono 45.000 in tutta la giornata. Alle 2 del pomeriggio i parcheggi sono tutti pieni, tronchetto compreso. I vigili devono far ritornare verso Mestre le auto che arrivano. Nel giorno delle Marie la città lagunare si riempie, turisti arrivati come sempre da ogni parte d'Italia e del mondo. From America, New York. Da dove vieni? United States. È la seconda volta che veniamo qui a Venezia, ci troviamo bene. Nonostante il caos che... Certo. All'ombra del Corriere il gran foyer con la fontana da cui sgorga il vino, la mise en scène, 5 euro ma si può arrivare fino a 30 per entrare. C'è il presentatore in costume, il giullare, strano accento per far sorridere la corte. E chi è che fa lo spettacolo? Lo faccio io lo spettacolo, faccio. Venezia si riempiono i vaporetti, coraggiosamente qualcuno opta per la canoa. La coda si fa per il biglietto e in ogni calle, a ridosso di San Marco. Davanti alla stazione migliaia di turisti e in piazza le maschere si mettono in posa. Siete attenuti all'800 come tema? No, non siamo maschere del 700. Ciao! Il caos di Piazza San Marco un piacevole contrasto con rive senza tempo lungo Canal Grande. E ricordiamo domani l'appuntamento con il volo della Colombina a mezzogiorno in Piazza San Marco. Abbiamo parlato